Il tema odierno ha sicuramente una forte importanza, perché rivela la poca sensibilità che appare dai report svolti dall'Università di Padova, quanto poca attenzione venga messa in determinati ambiti sia dei minori e sia delle donne. Cosa voglio dire? Voglio dire che uno dei compiti che la norma prevede statuare, o il codice di auto-regolamentazione, tutela e promozione. La tutela evidentemente significa non infrangere una norma su cui si può essere sanzionati e su cui il Corecom ha un ruolo specifico, quello di avvedersi, di svolgere una relazione e di trasmettere all'autorità centrale affinché valuti se vi sia la possibilità di comminare una sanzione. Quello che interessa al Corecom fondamentalmente è un altro aspetto, quello della promozione, quello della cultura, cioè saper far usare un linguaggio che sia idoneo ed adeguato a chi svolge mezzi di comunicazione. Altrimenti non può diventare solamente una problematica di sanzionabilità, ma la cultura deve essere diversa, deve essere espletata una forma di linguaggio che evidentemente non inciti determinati aspetti che possono essere pregiudizievoli, perché l'interesse del cittadino in generale e in particolare del cittadino veneto, dove il Corecom ha questa competenza funzionale e territoriale, ha un interesse specifico che il linguaggio serva da poter imporre nuovi stili di vita e che possa essere persuasivo come debbano essere condotte le linee guida nell'ambito della comunicazione. Quello che conta è esattamente seguire questa via. Noi abbiamo tentato in questi 4 anni di perseguirla e di farla perseguire. Non so se ci siamo riusciti, ma continueremo. Abbiamo realizzato questa ricerca con il preciso intento di come dire, analizzare il ruolo del Corecom nel sistema delle garanzie per i cittadini e le imprese nel territorio veneto, perché riteniamo che il ruolo di garanzia del Corecom sia una funzione e un ruolo istituzionale da rafforzare in vista della espansione del ruolo delle telecomunicazioni nei sistemi sociali, nei rapporti sociali e soprattutto anche nello sviluppo economico, nei rapporti economici. Abbiamo evidenziato in questa ricerca che i media locali e le telecomunicazioni hanno bisogno di un supporto da parte delle istituzioni e riteniamo che debba il Corecom promuovere un ruolo attivo di accesso di donne e minori nei media locali, e riteniamo anche che debba essere rafforzato dal futuro governo regionale che uscirà dalle prossime elezioni la delega ai poteri del Corecom in merito alla risoluzione delle controversie tra operatori e consumatori. Questo rafforzamento riteniamo sia indispensabile perché la conciliazione obbligatoria è un elemento che va a vantaggio dei consumatori in termini anche economici e a vantaggio delle imprese, perché è uno strumento che evita al cittadino e all'impresa di ricorrere alla giustizia ordinaria, che ha dei costi molto elevati dal punto di vista della tutela dell'assistenza legale, dei tempi di giustizia, e quindi riteniamo che sia uno strumento che rende, come dire, sostenibile al cittadino e alle imprese la gestione dei conflitti con gli operatori di telecomunicazioni.